da Rai Parlamento, le problematiche del distretto artigianale del vetro di Murano al centro di una serie di audizioni nella Commissione Attività Produttive della Camera. Sentiamo il servizio di Renato De Manuele. Mani sapienti a soffiare e plasmare prodotti di vetro pregiato, famosi da secoli in tutto il mondo. Le vetrerie di Murano sono un'eccellenza del Made in Italy, fiaccata dalla crisi, dalla concorrenza sleale dei mercati asiatici, da vincoli ambientali che spesso non facilitano le attività produttive nella piccola isola della Laguna Veneta. Sono 263 le imprese attualmente in funzione, il 10% in meno rispetto al 2009, quasi tutte di piccole dimensioni. Di queste ben 17 sono attualmente sottoposte a procedure concorsuali. È un allarme generale quello che lanciano gli industriali veneziani. Murano sta morendo, il governo dovrebbe concordare con l'Europa l'istituzione di una zona franca urbana a fiscalità avvantaggiata per favorire la salvaguardia di un'arte che si tramanda da secoli. I prodotti fatti a Murano hanno standard qualitativi incomparabili rispetto a quelli cinesi, denunciano. Ma la qualità ha un costo e, continuano poi i sindacati, a scontare gli effetti finali della crisi potrebbero essere centinaia di lavoratori, le cui competenze artigiane non sono facilmente ricollocabili sul mercato.